támogatást vett föl. Köszönöm szépen a figyelmet. Mulțumim. Domnul Caputo, un minut. Grazie Presidente. Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione agricola o la distribuzione dei prodotti agricoli è di primaria importanza l'istituzione di una riserva. È un dovere politico dotarci di strumenti efficaci per contrastare situazioni di emergenza che oggi purtroppo rappresentano più la norma che l'eccezione nel settore agricolo, un settore messo a dura prova dall'embargo russo e dalla fine delle quote latte e che dipende in maniera importante da fattori poco prevedibili quali il clima, gli effetti della globalizzazione e delle crisi internazionali. L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui è previsto l'inserimento nel progetto di bilancio 2016 della Commissione ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti. Auspico che se l'importo non dovesse essere utilizzato venga restituito agli agricoltori sotto forma di pagamento diretto. Questa non è una soluzione risolutiva per il settore, è chiaro. Il mondo dell'agricoltura paga le proprie crisi, ma auspico che la Commissione e il commissario Hogan, di cui apprezzo le iniziative, sappia trovare a medio termine le giuste soluzioni. Mulțumim. Domnul Agnew, 3 minute. Chairman. Well, the one point we are all clear about is that there is a lack of clarity as to the rules for the disbursement of this fund. But I can make a suggestion here, and I see Mr Hogan is turning around to have a look at me. Well, I'm rather flattered, thank you very much. British farmers are